insiste ancora sulle nostre zone un anticiclone anche in forza che sta garantendo un anticipo di primavera avanzata. È un anticiclone però che nelle prossime ore si indebolirà sulle Alpi, quindi sui rilievi, e garantirà ancora una certa stabilità in pianura. Ecco, questo caratterizzerà il fine settimana, quindi avremo della nuvolosità abbondante sui rilievi, non escluso qualche precipitazione addirittura nevosa oltre 2000 metri, ma sulla zona, diciamo, del Veneziano, zona di pianura e di mare, avremo una nuvolosità irregolare inizialmente, soprattutto sulle zone interne, formazione di foschie anche estese e banchi di nebbia, quindi che ridurranno notevolmente la visibilità. Poi il sole, diciamo, riuscirà a vincere, quindi a dissolvere in buona parte la nebbia già nella tarda mattinata. Poi potremo avere solo, ripeto, qualche effetto nuvoloso dovuto anche alla stagione primaverile, a marzo, che come sapete ci riserva sempre un tipo di tempo molto variabile. Non sono previsti comunque in pianura effetti collegati, ecco, alle nubi. Per quanto riguarda i venti sono deboli con qualche rinforzo occidentali. Le temperature sono al di sopra della norma, valori minimi intorno ai 6-7 gradi, valori massimi che vanno dai 14-15 gradi fino addirittura ai 18 gradi. Per finire l'Alto Adriatico si prevede, ecco, quasi calmo, poco mosso e una tendenza lentamente e localmente ad essere mosso. È tutto.